Polizia da San Biagio di Callalta, ladri in azione mentre in casa ci sono i figli dei proprietari. Uno dei ragazzini avverte la mamma al rientro, tutta la famiglia si nasconde in taverna, i predoni fuggono con i soldi razziati nell'abitazione. A Treviso nel pomeriggio 3.000 persone lungo il percorso per il Gay Pride in centro città, feste e colori, un momento di tensione per la presenza di un'esponente ultracattolica in protesta durante la manifestazione. Tragedia sfiorata a Conegliano, giovane ubriaco si schianta con l'auto contro la vetrina del magazzino di un bar, solo danni materiali per fortuna dove poco prima era pieno di gente. Scontro frontale tra una 500 e un camion a Conegliano, la vettura vola in un fossato, gravissima la 48enne alla guida dell'auto. Allarme lanciato dai pescatori tra Trevigiano e Veneziano, da giorni reti vuote o con pesci morti, il sospetto di residui di concimazioni finiti nella foce del Sile verso il mare. Stamane primo consiglio comunale dell'amministrazione Bortolato a Mogliano e l'opposizione dona al primo cittadino il nuovo striscione su Giulio Regeni fatto togliere tra le polemiche nei giorni scorsi. Dal dramma dell'incidente la paralisi alle gambe, la possibilità di tornare a correre, la straordinaria storia di Bernardo Bernardini raccontata in un libro. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. L'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, questi i titoli, ma subito allora ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato che si trova a Treviso per seguire, ha seguito per tutto il pomeriggio il Gay Pride, oltre 3.000 persone in centro città. Allora Lucio, se mi senti, raccontaci questa giornata, questo pomeriggio a Treviso. La violenza e la cancellazione. Grazie Nicola, buonasera ai telespettatori del telegiornale di Antenna 3, sono con il consigliere comunale Michela Neri per raccontare questo Pride. Intanto perché il Pride a Treviso ancora una volta? Perché è importante, soprattutto in questo momento storico, non abbassare la guardia e combattere per i diritti. Anche le persone LGBTQ sono cittadini e hanno i doveri da cittadini, ma devono avere gli stessi diritti. Bene, allora per tracciare, diciamo così, la giornata, il pomeriggio di questo Pride, prima che arrivasse qui ai Bastioni San Marco, dove tra breve comincerà il concerto, vediamo il servizio che ha preparato il collega Francesco Ceron. E l'importanza dell'inclusione dell'umano nell'umano. L'onda festante del Treviso Pride 2019 parte poco dopo le 16 da via Roma. Un fiume colorato e chiassoso invade pacificamente la città per rivendicare con forza ed orgoglio i diritti del popolo LGBTE. Perché anche se ci sono state tante conquiste per i diritti, ce ne sono altrettante ancora da fare e la lotta alle discriminazioni tutte non è finita. L'inclusione non è un vantaggio solo per chi è incluso, ma anche per chi include. Perché c'è ancora moltissima omofobia, anche se è diventata più soft, è ancora presente e molto forte. Il Gay Pride è una manifestazione di amore, perché l'amore è di tutti, non solo maschi e femmine. In 3.000 il corteo secondo gli organizzatori, cifre più tiepide per la questura. Ordinato ma tutt'altro che tiepido invece lo sfilare dei partecipanti. I diritti vengono cantati, scritti e mostrati nei modi più diversi, alla faccia del dibattuto dilemma, più formale che altro, fra sobrietà e ostentazione. E tra le bandiere spunta anche un vivace leone di San Marco in versione arcobaleno. Nessuno ostenta, qua c'è solo gioia e orgoglio, nessuna ostentazione. Quello che serve per far capire alcune tematiche. L'eterosessualità è mostrata continuamente, in ogni occasione esibita, figuriamoci se non possiamo farlo noi. Un fatto è l'ambito intimo, ma una questione è l'ambito pubblico. La sessualità, l'identità sessuale è un fatto pubblico. Com'è sto spettacolo? Bello, vedo parecchi giovani. Giudizio critico? Ah beh, assolutamente si guarda, non vede nessun problema, insomma, assolutamente. Nicola, posso riprendere la linea? Sì, riprendi pure la linea, Lucio.
Ecco, grazie, perché qui, come sentite di sottofondo, sta cominciando la festa. Sono con Michele Nera, allora, festa a tutti i livelli, però c'è stato anche un po' un momento di tensione quando siete passati per la prima volta vicino al Duomo, giusto? Di tensione non lo considererei, però noi abbiamo ringraziato la città e anche il Duomo e anche la maggior parte dei cattolici trevigiani che non hanno manifestato alcunché contro il Pride. C'erano, mi sembra, 3 persone con un manifesto che ci contestava il Pride. Allora adesso sentiamo proprio il senso di questa contestazione, poi lo commenteremo. È uno scandalo. Perché? Perché è un ostentare. Io sono qui come chiesa militante, visto che la chiesa docente non parla, tace e acconsente, per dire la verità. Però lei è da sola di fronte a 3.000 persone. Ho tutto il paradiso dalle mie parti, ho Gesù. Oh mio Dio! Oh mio Dio tutto questo! Oh mio Dio tutto questo! Beh, qualche grido mi pare ci sia stato comunque di confronto. Sicuramente siamo in festa. Ma secondo voi c'è stata una provocazione lì voluta oppure... No, secondo me questa signora probabilmente ci crede e crede in questa cosa che sia un'ostentazione. Non mi sembra ci sia stata ostentazione, è stata una marcia pacifica, tranquilla, c'erano pieno di famiglie e anche di cittadini. E se la signora crede quella è libera di appendere uno striscione e manifestare. Io sono una democratica, quindi... Va bene, allora la festa, diciamo così, Gay Pride continuerà fino alle 23:30, terminerà con i Los Massadores e poi? Anzi, prendete la macchina e raggiungeteci che vi divertirete. Ma poi si continuerà ancora con un altro Pride a Treviso? Sicuramente quando ne sentiremo la necessità faremo un altro Pride a Treviso. Nicola, se ci sono domande da studio? No, grazie, mi hai anticipato perché volevo chiederti un po' come si svilupperà la festa in queste ore, ma l'hai insomma un po' anticipato. Grazie allora, grazie a Lucio Zanato che ha seguito per noi il Treviso Pride nel pomeriggio, grazie. Adesso apriamo la pagina della cronaca e la apriamo con una terribile vicenda a San Biagio di Callalta, ladri in azione a Olmi di San Biagio di Callalta, mentre in casa ci sono i figli dei proprietari. Quando la madre rientra vede i banditi in terrazza e si nasconde con i ragazzi in taverna. Sentiamo. Un incubo dal quale sarà difficile riprendersi per una famiglia di Olmi di San Biagio di Callalta. Ieri sera in casa ci sono i 2 figli di 13 e 15 anni, stanno mangiando una pizza in taverna, poi salgono al primo piano per vedere un film, ma il ragazzo si rende conto che c'è qualcosa di strano. Mio figlio si è recato nella sua cameretta e ha avuto l'impressione che ci fosse qualcuno sotto il letto. Naturalmente la sorella gli ha detto: ma sei fuori? Quando sono rientrata io mi ha detto: mamma, guarda che è urgente, c'è qualcuno sotto il letto. Anch'io, poverino, l'ho anche deriso, no? Mamma e figli tornano in taverna, poco dopo però mamma e figlia salgono nuovamente. Silvina, dopo aver sbrigato alcune faccende, va in camera della ragazza per chiamarla. E fa: mamma, guarda che io sono in camera mia. Allora ho riguardato e c'era qualcuno che usciva dalla camera proprio al balcone. Allora sono rimasta un attimo ferma, non sapevo cosa fare, perché allora avevo capito e avevo associato anche quello che diceva mio figlio. E ho detto a mia figlia: Martina, non chiedermi niente, scendi. Sono minuti, secondi interminabili per mamma e figli. E io non riuscivo neanche a respirare, tanto è vero che i carabinieri quando ero al telefono mi dicevano: signora si tranquillizzi, perché veramente avevo un'agitazione, non per me ma anche per i ragazzi, ma non per quello che ti possono portare via, ma perché non sai in che condizioni sono quelle persone, cosa ti possono fare, cioè veramente era surreale. Quindi niente, io avevo le palpitazioni. Poi arrivano i carabinieri, Silvina e i ragazzi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Probabilmente i banditi erano già in casa quando i ragazzi sono rientrati. Era dentro casa da un bel po', da quando loro erano rientrati da soli. Un'esperienza difficile da dimenticare. Adesso dormiamo tutti assieme perché veramente
sì, entrare a casa e sapere che ci può essere qualcuno e solo il pensiero che i ragazzi sono stati con queste persone, sono stati a casa almeno, secondo i carabinieri, 3 ore. Perché insieme ai ladri? Sì, ragazzi sì, adesso si rimane un po' di paura e un po' di poca tranquillità, ecco, perché i ragazzi non vogliono rimanere a casa da soli. Adesso una notizia terribile di un incidente gravissimo con 3 vittime trevigiane che è accaduto nel pomeriggio nella Ravennate, con, dicevamo, 3 vittime trevigiane. Si è saputo da poco che le vittime sono di Treviso, particolarmente sono tutti originari di Motta di Livenza. È accaduto, appunto, dicevamo, nel pomeriggio nella Ravennate, con lo schianto che ha visto un'auto con a bordo 3 persone contro un trattore. Adesso vi dirò esattamente cosa è accaduto. Un'auto dunque che si è schiantata contro un trattore a Ravenna. È successo poco dopo le 15. Le vittime che si trovavano nell'auto, nella vettura, sono un 74enne e 2 figli, una ragazza di 34 e un ragazzo di 32 anni, che risultano tutti nati a Motta di Livenza. Il primo residente ad Alfonsine nel Ravennate, gli altri 2 a Forlì, quindi sono originari di Motta di Livenza ma residenti appunto nel Ravennate e a Forlì. Il conducente del mezzo agricolo, un 27enne del posto, è rimasto invece illeso nello schianto. Gli accertamenti tossicologici hanno dato esito negativo. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, il distaccamento di Faenza e la sezione di Ravenna, tutto potrebbe essere accaduto a causa di un malore o di un'improvvisa distrazione del conducente della vettura, una Fiat Punto, con conseguente salto di corsia, escluso un sorpasso azzardato dell'auto, visto che dietro non c'erano altri veicoli. Dunque questo schianto nel pomeriggio a Ravenna, l'auto con a bordo 74enne e 2 figli di 34 e di 32 anni, residenti nel Ravennate e nel Forlivese ma originari di Motta di Livenza, tutti e 3 morti purtroppo nello schianto con il trattore. E poteva invece essere una tragedia anche quanto accaduto ieri sera, nella tarda serata di ieri a Conegliano, quando un giovane ubriaco al volante si è schiantato sfondando la vetrina di un magazzino di un bar. Poteva essere una tragedia perché poco prima in quella zona c'era molta gente. A 120 all'ora sono tutti dentro. A tutta velocità contro questo locale di via 11 febbraio in pieno centro a Conegliano. Un botto violentissimo e per farsene un'idea basta osservare le macerie. A seguito dell'impatto parte della colonna in muratura è letteralmente crollata, sventrata e distrutta la vetrina. All'interno del locale, utilizzato come magazzino da un bar della zona, fortunatamente non c'era nessuno, come ci racconta il titolare dell'esercizio. La fortuna è stata che è venuto tardi, che qui è con la festa lunga di Conegliano. Pensa a te cosa poteva creare. Poteva essere una strage con morti. Chiara la dinamica dell'incidente. L'auto, una Seat Altea nera, proveniva a velocità sostenuta da via Madonna, ma all'altezza del semaforo della svolta successiva il mezzo è andato dritto, senza nemmeno frenare, come lascia pensare l'assenza di segni sull'asfalto. Tranciato e trascinato a metri di distanza il grande cartello stradale e poi lo schianto contro la vetrina. Fino a pochi minuti prima la zona era piena di gente a piedi, in città per la festa lunga. È un miracolo, perché succedeva un'ora prima che c'era via vai di persone, bambini, famiglie con tutto quanto, qua era passaggio perché vanno su in via Lourdes che hanno le macchine parcheggiate su di là. Di conseguenza questo sono i risultati purtroppo di chi beve. Alla guida dell'auto un uomo sui 30 anni, ubriaco e ritrovato in stato confusionale dai sanitari del SUEM mentre camminava barcollando a poca distanza, soccorso sul posto e poi portato in ospedale, fuori pericolo. Il giorno dopo i passanti osservano allibiti le tracce dell'impatto, mentre il proprietario fa la conta dei danni. Adesso deve sistemare tutto? Sì, con il taccuin mio, come si suol dire in Veneto, col taccuin mio perché non è assicurato, da quello che si è saputo.
E sempre a Conegliano un grave incidente poco prima di quanto accaduto nel servizio che abbiamo visto in Viale Venezia, invece lungo la statale 13, una 500 per cause ancora da accertare che è andata a schiantarsi contro un camion. Dopo l'impatto l'auto è volata in un fossato profondo e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarre l'automobilista, una 48enne incastrata tra le lamiere accartocciate della vettura. La donna è stata poi portata dal suo 118 in ospedale in gravi condizioni, resta in prognosi riservata sul posto gli agenti del commissariato di Conegliano. E adesso 2 operazioni antidroga, la prima della polizia, la seconda dei carabinieri. Spaccio di droga, occhi puntati al centro di Treviso, le volanti hanno effettuato una serie di controlli. Gli agenti, arrivati nei pressi della Riviera Santa Margherita, hanno notato un giovane già conosciuto alle forze dell'ordine che ha provato subito ad allontanarsi. Visto l'atteggiamento lo hanno fermato e controllato. Addosso aveva 2 pastiglie di Retrovil, un farmaco a 2 effetti psicotropi. Non solo, ma il 22enne era destinatario della misura di divieto di ritorno nel comune di Treviso. Così è stato portato in questura e dopo un controllo più approfondito nel portafoglio sono spuntate altre 38 pastiglie dello stesso farmaco che, se assunto in determinate modalità, dà effetti simili all'eroina. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e inottemperanza alla misura di divieto di tornare a Treviso. Controlli antidroga anche da parte dei carabinieri di Col San Martino. I militari dell'Arma hanno arrestato un 23enne nato in Camerun e residente a Farra di Soligo. Il ragazzo è stato notato nei pressi della sua abitazione insieme ad altri 2 giovani, un 20enne e un 24enne, entrambi residenti ad Ormelle. Avevano appena finito di assumere sostanze stupefacenti del tipo marijuana. I carabinieri hanno effettuato quindi un controllo. I 2, che hanno ammesso di essere assuntori e di essere lì per acquistare la droga dal 23enne camerunense, sono stati segnalati in prefettura. Il 23enne è stato invece posto agli arresti domiciliari. Spostiamoci adesso alla foce del Sile per un allarme lanciato dai pescatori della zona. Da giorni reti vuote oppure reti con pesci morti. Noi ci accorgiamo molto che il pesce manca sempre di più. Quest'anno è stato poi in particolare quel mese di maggio proprio piovoso, che erano parecchi anni, io non ho ricordi di un maggio così, e ci ha molto penalizzato. Infatti abbiamo trovato anche seppie morte nelle nasse circa 15 giorni fa, per tutte le acque piovane che buttano fuori, che butta fuori il Sile qui, e le canocche sono sparite. Io pesco anche con le nasse a canocche, proprio mai viste così poche canocche. È la testimonianza del presidente dei pescatori del Cavallino, che ci mostra come da giorni il risultato sia misero. 1 chilometro di reti calate alla sera e tirate su al mattino abbiamo preso 7-8 kg di sogliola. Una bella sogliola, sono poche. Un vero e proprio campanello d'allarme, quello lanciato da chi vive di pesca alla foce del Sile. Indice puntato sulle concimazioni legate alle risemine dopo le forti piovosità dei mesi scorsi. Interventi sui campi che attraverso le scoline e con l'acqua d'annaffio sarebbero arrivati al fiume e da qui all'Adriatico, dimostrando, se ve n'era ancora bisogno, come l'azione dell'uomo possa devastare un ecosistema delicato come quello dei fondi marini. Che la presenza di fosfati nell'acqua non sia una novità nel Sile è cosa nota, ma le conseguenze del maltempo dei mesi scorsi avrebbe pesantemente aumentato le percentuali, avvelenando di fatto le acque. Da 10 giorni che queste sono rete da palombi, da un centinaio di chili al giorno, da un giorno all'altro 3, 5 pesci, 8 pesci, e addirittura già morti, cioè pochissime ore in acqua le reti, già morti, non si capisce perché. Abbiamo messo lì abbiamo cambiato, abbiamo provato a sogliole, lo stesso 4 km di rete da sogliole, 6-7 kg di pesce. Prendiamo che granchi morti, poi non si riesce, come questo periodo si dovrebbe vedere delfini, qualche medusa, non si vede niente. Ecco perché voi dite i segnalatori dell'ecosistema positivo sono le meduse e anche i delfini. Sì, sì, perché a questa stagione qua i delfini possono venire anche a 200-300 metri dalla costa. Sono sempre stati questo periodo qua e secondo me manca queste creature, vuol dire che c'è qualche problema serio. Dai rappresentanti del settore ora la richiesta alla Regione affinché allerti l'ARPAV per le analisi che permettano di risalire la causa di questa devastazione dell'ecosistema alla foce del Sile, magari individuando il responsabile affinché fatti così gravi per il nostro fiume e il nostro mare non accadano mai più. Pochi istanti di pubblicità, poi andremo a Mogliano.
Eccoci in studio in diretta allora a Mogliano, dove stamane c'è stato il primo consiglio comunale dell'era Bortolato con un fuori programma comunque non inatteso. Detto fatto, il consigliere comunale di opposizione Giacomo Nilandi aveva annunciato qualche giorno fa l'intenzione di regalare al neosindaco Bortolato il nuovo striscione con la scritta Verità per Giulio Regeni, in sostituzione a quello vecchio fatto rimuovere dal primo cittadino perché troppo sgualcito, e questa mattina al termine del primo consiglio comunale a Mogliano c'è stata la consegna. E adesso andiamo tutti quanti insieme a consegnare un regalo al nostro sindaco, che tra l'altro ha compiuto gli anni pochi giorni fa. Sindaco Bortolato, abbiamo un regalo per il suo compleanno in ritardo, intanto tanti auguri di cuore, questo è per lei, se lo vuole scartare viene da noi, dai cittadini e da Amnesty International. Grazie. Prego, lo scarti pure, non faccia timido. Va bene, dai, grazie. No, ma lo mostriamo bene, Davide, insomma, cioè, è un vanto, ci credi, l'hai votato in consiglio comunale, l'hai dichiarato anche pubblicamente, mettiamolo bello, dritto, se qualcuno ci dà una foto di rito, il nostro nuovo sindaco con il nuovo striscione Verità per Giulio Regeni. Questo regalo apprezzato? Nel senso che quello che c'era prima esposto nel municipio era sgualcito, l'ho fatto togliere. Il municipio non è un albero di Natale, è un edificio con vincolo monumentale dove le regole date dalla sovrintendenza ai beni architettonici sono ben chiare. C'erano anche altri striscioni, li ho fatti togliere, devono esserci solamente le 3 bandiere istituzionali. Quindi non tornerà ad essere esposto al municipio? Troveremo assolutamente un altro posto degno, visibile, e come c'è scritto tra l'altro nella delibera consigliare votata anche da me 3 anni fa. Intanto, come detto, alle 9:30 è stato convocato il primo consiglio comunale dell'era Bortolato con il giuramento del sindaco e l'elezione di Lino Sponchiado a presidente, a seguire poi tutta la parte istituzionale terminata con la nomina dei capigruppo. L'ex primo cittadino Carola Arena sarà alla guida della lista Arena Sindaco. Una seduta che ha visto una grande partecipazione dei cittadini, molti coloro che hanno seguito la discussione all'esterno della sala consigliare, e non sono mancate le prime scintille partite dai banchi dell'opposizione quando sempre Giacomo Nilandi, al momento dell'elezione del Presidente del Consiglio comunale, ha proposto una presidenza itinerante. Quasi si sminuisce il ruolo facendo questa cosa della rotazione. A prescindere, è per definizione il Presidente del Consiglio una persona, un ruolo super partes di tutela, direi soprattutto anche delle minoranze. Restiamo a Mogliano per parlare di schiamazzi che fanno discutere. Il mio invito a parlare con Don Garbuglio rimane, lo voglio incontrare assolutamente. Carlo Albanese, da una settimana assessore alla sicurezza del comune di Mogliano, si trova già a dover fare i conti con una polemica scoppiata qualche giorno fa quando al Parco Sole viene organizzata la festa del Grest con 500 bambini, giochi e musica che un residente però ritiene a volume troppo alto. Ai giardini arriva così la polizia locale. È il parroco di Mogliano Ovest a raccontare l'episodio su Facebook. In pochi minuti raccoglie la solidarietà di decine di cittadini. Tra i commenti anche quello dell'assessore alla sicurezza Albanese, che conferma l'intervento degli agenti che, spiega, hanno chiesto agli organizzatori di abbassare il volume della musica, non di spegnerla. Forse la musica era un pochino troppo alta, forse chi ha chiamato ha calcato un po' troppo la mano. Diciamo che il buonsenso ha voluto solamente una richiesta di abbassare il tono della musica, non certo di spegnere o di sopprimere la festa, ci mancherebbe. I ragazzi hanno tutto il diritto di festeggiare e di divertirsi. A volte si creano delle situazioni poco piacevoli sia per chi fa le feste, sia per chi abita nelle vicinanze, ma anche la polizia locale, che se chiamata è costretta a intervenire. Questo episodio in qualche modo spinge l'amministrazione comunale ad una riflessione più ampia sul tema delle feste e delle serate organizzate in città anche dagli esercenti. Faremo una riunione, un incontro con il capo della polizia urbana, con i gestori di queste attività, al fine di verificare le norme esistenti, di ascoltare le loro richieste e di coordinarci tutti insieme, perché se c'è una necessità di andare in deroga faremo in modo di poterlo fare, ma sempre all'interno della legalità, nel senso tutela sia di chi si deve divertire, di chi lavora per far divertire, ma anche dei cittadini che abitano nelle vicinanze.
Finalmente corro è il titolo del libro scritto da Bernardo Bernardini, una storia straordinaria. Il lato forte è stato svegliarsi nel letto di ospedale bloccati. Quello è stato veramente un cambio. A 19 anni è stato difficile. Bernardo Bernardini ripercorre e ricorda il momento più difficile della sua vita quando nel luglio del 1996, ad appena 19 anni, con il sogno di diventare pilota dell'aeronautica, durante la scuola di volo rimane vittima di un grave incidente. Il suo aereo va in avaria e precipita al suolo. Bernardo è vivo per miracolo, per giorni rimane in coma farmacologico, poi il risveglio e la dura realtà con cui fare i conti. Non ti riconosci più. Non ti vedi più nella persona che sei diventato. Era una persona a cui piaceva molto giocare, divertirsi, spiega Bernardo durante la presentazione del suo libro Finalmente corro, dove racconta questa sua esperienza. Trovarsi bloccato per settimane in un letto e non riuscire a governare il proprio corpo è stato forte, continua. A volte il pensiero di una fuga nasce, ma rimane solo un pensiero. Si rimane disorientati e si perdono i punti di riferimento, perciò paura, ansia e la cosa più facile da dire è che ti crolla il mondo addosso. Ma Bernardo Bernardini non si è arreso nonostante la sedia a rotelle, i ricoveri, interventi chirurgici, la fisioterapia. Ha trovato la forza per ricominciare, grazie soprattutto all'amore dei genitori e degli amici. Senza di loro, racconta, non ci sarei riuscito. Non è stato facile riuscire nel tempo a trasformare quella sensazione, quelle emozioni negative, il disorientamento che si prova. Un percorso difficile ma straordinario che lo ha portato non solo a tornare a camminare ma anche a correre, diventando presidente del Triathlon Treviso. Ora tutto questo è stato messo nero su bianco nel libro scritto insieme ad Enrico Orzes, Finalmente corro. Da queste pagine un messaggio per tutti. Che la gente abbia voglia di provare a mettersi alla prova per raggiungere i propri sogni, solo questo. Ed ora parliamo del Festival della Cucina Veneta, la prima edizione di questo festival. La tradizionale cucina veneta, quella genuina delle nonne, fatta di ricette gustose con i prodotti del territorio, sarà la protagonista di una 3 giorni dedicata al gusto. Si svolgerà dal 5 al 7 luglio ad Albignasego il primo festival della cucina veneta, un'iniziativa che parte dalla volontà di contribuire alla promozione delle ricchezze enogastronomiche del nostro territorio. Questo festival, il 5, 6, 7 di luglio ad Albignasego, serve per creare una sintesi del meglio dei nostri prodotti e dell'eccellenza del territorio. L'obiettivo è arrivare a Cortina nel 2026, quindi con le Olimpiadi sulla neve, e questo grandissimo risultato che abbiamo avuto grazie anche all'opera del governatore della regione Veneto, Zaia, e di tutto il sistema veneto che è riuscito a fare rete, e portare la cucina veneta di fronte a un pubblico internazionale nel 2026. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Veneto, propone eventi di degustazione con 2 tipologie di menù, uno solo di pesce, l'altro di carne, e poi laboratori, show cooking e dibattiti sulla cucina tradizionale veneta. Lo scopo è quello di unire le imprese del territorio con la cultura, coinvolgendo la cittadinanza. La nostra regione è la prima regione italiana per prodotti di qualità e specialità tipiche, un patrimonio di identità, gusti e sapori che si specchia nella cucina e nella ristorazione veneta. Valorizzare la buona tavola veneta significa dunque restituire valore aggiunto al settore primario. Ricordo che il Veneto ha 75.000 imprese agricole che danno 6 miliardi e 300 milioni di prodotti del primario, 91 tra le sigle ADOP, DOC e DOCG e 350 prodotti tipici, quindi noi li presenteremo, non so quasi tutti, ma è importante che comunque sia in questa manifestazione che premia il settore primario, i prodotti del Veneto, lanci l'appello a tutti i ristoratori della nostra regione ma anche fuori, perché usare le materie prime della nostra agricoltura da una parte si dà un prodotto di alta qualità alla nostra cucina, quindi a tutti i cittadini, dall'altra parte diamo anche un reddito alle nostre imprese agricole. Siamo in chiusura, vi ricordo la notizia che vi abbiamo dato all'inizio del nostro telegiornale, la tragedia avvenuta a Ravenna nel pomeriggio, lo schianto tra un trattore guidato da un 27enne del posto e un'auto dove si trovavano un 74enne e 2 figli di 34 e 32 anni, una ragazza di 34 e un ragazzo di 32 anni che sono tutti residenti tra il Ravennate e il Forlivese, ma tutti originari di Motta di Livenza, che sono morti
tutti e tre, una famiglia praticamente decimata in questo terribile incidente avvenuto nel pomeriggio a Ravenna. Adesso la ricostruzione è affidata ovviamente alle forze dell'ordine, una terribile tragedia che colpisce la comunità di Motta di Livenza. Non mi resta che lasciarvi alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo e clima sempre molto caldo, tuttavia con temperature non più da bollino rosso come è accaduto invece nella parte centrale della settimana che sta terminando. Vediamo il dettaglio di domenica 30 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, il mese di giugno termina ancora nella morsa dell'anticiclone africano, tanto sole dunque, cielo del tutto sereno dappertutto. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime comprese invece tra 28 e 34 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia e Giulia. Il sole infatti sarà protagonista e il cielo si presenterà limpido, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 27 e i 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica, e il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime piuttosto calde sui 35 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.